Molto bene, eccoci qua per la missione successiva, la missione 2. Allora, in questa missione, ora vedrete. Damn it! You guys totally wrecked my shop, and I haven't even named it yet! You're gonna pay for that. Molto bene. Ora adesso, come avete fatto nella missione precedente, dovrete battere una serie di demoni. Una lunga serie di demoni. Ricordate, più la missione è difficile, più demoni e più forti, demoni ci saranno e più forti saranno di conseguenza. Allora, vi spiegavo queste cose su... Allora, come sapete in questo gioco, se non lo sapete, ci sono 4 stili diversi, che sono 4 stili principali. Quello che sto usando io si chiama Swordmaster, che è lo stile delle armi demoniache, cioè di delle spade, quelle insomma per intenderci. Molto bene, ci sono varie combo da utilizzare. Per fare tutte le mosse dello stile dovete utilizzare il tasto cerchio. All'inizio avete a disposizione soltanto questa qua, che lancia in aria il nemico. È una mossa abbastanza utile, insomma. Quando sarete più avanti potete fare questa lunga serie di combo e fino ad arrivare a questo che è molto forte, molto utile. Allora, ok, va bene. Voi insomma divertitevi, ammazzatevi, cercate di mantenere alto lo stile, perché alla fine missione riceverete più punti e meno danni riceverete, di conseguenza più punti riceverete alla fine della missione, quindi insomma fate le vostre combo, divertitevi più che potete. Questo gioco per le combo è una cosa assurda. Dicevo, appunto, adesso vi farò vedere nel continuare del gioco i vari stili. Allora, questo qua dicevo lo Swordmaster. Ok, all'inizio avete disposizione soltanto la spada. Più avanti riceverete tante armi demoniache e per ognuna potrete sperimentare le varie combo, che ogni arma demoniaca ha delle cose particolari che possono essere utilizzate a proprio favore oppure no, insomma. A questo punto combattete, perché l'unica cosa che dovete fare è questo, cioè combattere. E avete a disposizione le pistole, una buona, come nel primo, una perfetta arma per combattere i nemici. Ricordatevi quelli che hanno la palla di fuoco sopra, quando cercate di farli esplodere, allontanatevi. Bene, una volta ammazzati una certa quantità di demoni, dovrete affrontare il più difficile di tutti. Questo è un demone molto forte, si chiama Anticamera Infernale. È molto molto forte, attenzione. Allora, per battere questo facile nemico, però, perché ricordatevi, comunque essendo il primo nemico non è difficile, lo potete battere in qualsiasi modo, ci sono vari modi. L'importante è che quando lui sparisce, che quindi sentirete delle campane, allontanatevi, non rimanete fermi. Vedete, se rimanete fermi in un certo punto lui vi colpirà. Vedete? Dovete essere bracci per vederlo e colpirlo. Quando lo bloccate, contrattaccatelo. Comunque alla fine questo facile nemico si risulta
facile, molto bene, insomma, senza neanche troppi problemi lo batterete. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt you've got some fun planned for me. Right, Virgil? Ok, e avete concluso la missione 2.